Prima comunicava poco o per nulla, ora lo fa e scatena una bufera politica. Il Ministero dell'Interno avrebbe deciso di non consentire l'uso della tessera elettorale che ogni avente diritto al voto deve esibire al seggio assieme al documento di riconoscimento. Il motivo del presunto diniego è un mistero, ma tanto è bastato per fare gridare allo scandalo per l'ennesimo tentativo del governo centrale di boicottare il referendum sull'autonomia del Veneto. Se confermato si tratta di un problema organizzativo non da poco, perché servirà comunque una certificazione dell'avvenuto voto e dai palazzi della regione si sta lavorando per escogitare assieme alle prefetture una soluzione tampone. Tutto questo oramai a meno di 60 giorni dal voto, che ricordiamo essere fissato per il prossimo 22 ottobre. Fra i militanti del Carroccio i toni si sono alzati. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti parla di guastatori in azione, mentre una parte dell'opposizione se la sta ghignando sotto ai baffi. Roma ha paura del risultato veneto e lombardo, taglia corto Ciambetti, e comunque non si spiega come mai il referendum validato dalla Corte Costituzionale non possa avere la medesima dignità delle altre consultazioni elettorali. Il medesimo inghippo riguarda anche il referendum in Lombardia, che però è già corsa ai ripari. Per la prima volta in Italia, nella regione guidata da Roberto Maroni, il voto del referendum sarà digitale. Maroni al meeting di Rimini ha annunciato che i computer usati per il referendum resteranno successivamente alle scuole, che se ne serviranno per la didattica.